7 ore di mani, giorno da rientrata 3 di settembre 2021, volevo questa giornata con voi, dunque ci siamo svegliati, un po' da doccia, ci siamo lavati i denti, abbiamo un po' di caffè e ci sono bei sorpresi, belle attività oggi, ci avete accompagnato e va già ogni stonda, ogni attività di giornata, le ma passa insieme. Allora, e ma mangiare? Sì. I zitti sono in scuola, ma è tempo di andare, marcia, facci pro. E ma ora c'ho la vittoria perché andiamo in mezza via, vi spiego. Ecco, ci siamo ora, ci vogliamo pidare la vittoria, per cui da in mezza via, allora vi spiego, sta rientrata 2021 sarà più bella, che un po' sotto va, se no, normalmente se tutto va bene. Saremo in questa bellissima rivista che si chiama Orizzonte, una rivista in cui 30% dei suoi contenuti in lingua corsa. Abbiamo la fortuna di poter essere in questa rivista, promossa dunque dall'agenzia Corail, che so qui ci hanno arrivato su bellissimo nuovo logo, con la mia, e dunque su bellissimo logo ci vuole arrivare il logo. Allez, vi spiego presto, mi ha chiamato mio amico Giuliano Pasqualini, del GFCA, in un mese di giugno, mi dice, sarebbe mica bene imparare a corso ai giocatori, a squadra, al staff. Io gli dico, posso preparare qualcosa. Dopo mi dice, non sarebbe mica bene avere selezione a Amalia. Io gli dico, sarebbe un sogno, mica una possibilità. E poi ci sono stati tanti imprevisti listati da Omeganto, anche da Uganto del GFCA, e abbiamo continuato a parlare e a poco ci siamo andati a maglia di UGFCA. Dunque andiamo ora a vedere la presentazione di questa bellissima maglia per la stagione 2021-2022. Dunque ci siamo oggi, aspettiamo questa presentazione, questa bellissima maglia, e a Nantaguali c'è scritto je parle corse en 3 mois, per la maglia rossa e turchina, e quando giocheranno fuori ci sarà scritto je parle anglais en 3 mois, per rammentare che le selezioni non è mica solo la lingua corsa, mica solo l'inglese, ci sono parecchie lingue che potete imparare con questa maniera di imparare questa pedagogia e selezioni, e dunque aspettiamo da cominciare da qui a 5 minuti normalmente nella sala di conferenza. Il a fallu rebâtir tout un groupe. Je marquais encore cette semaine un peu tous les départs que l'on a eu. Et puis là, on a déjà 16 départs par rapport à la saison dernière, ce qui est énorme. Et on a su garder nos 2 joueurs qui étaient présents là, à l'instant, Semo Duflo et Roderick Filippi, et 2 gardiens qui sont Thibaut Cotte et David Frazier. Donc rebâtir vite et bien, c'est pas facile, mais avec le coach, on s'est serré les coudes, on a bossé depuis des semaines. Voilà, on a un groupe de 12-13 garçons, tous ces gardiens qui, on est contents, on leur fait confiance. Alors demain, on n'aura peut-être pas toutes nos forces vives sur le terrain, mais je pense que voilà, on va prendre match après match. Voilà, toujours se fixer des objectifs en allant de l'avant, tout doucement, mais on est en train de remonter la pente. Donc l'essentiel est là, c'est de rebâtir quelque chose de positif et de nouveau. Encore une fois, là, il y a 2 choses à regarder, c'est que les gens soient conscients de l'état du club et de ce que le club vient de vivre. Une fois qu'on est conscient de ça, on le sait, mais par contre en positif, on va d'avant. Aujourd'hui, je ne vais pas pleurer tous les week-ends en me disant je ne sais pas assez de joueurs, c'est compliqué. Non, aujourd'hui la situation je la connaissais avant de redémarrer. Et aujourd'hui, on travaille comme un DJ, on se serre les coudes et on avance tous les jours. Chaque jour, on avance un petit peu. Donc aujourd'hui, c'est prématuré pour définir des prétentions sur l'année. Mais on avance tranquillement et on est surtout très très content des joueurs qui sont là sur le terrain avec nous. Il y a une mentalité extraordinaire à l'entraînement parce que ils ont aussi, là, les anciens ont souffert aussi avec nous, avec le club, avec les dirigeants. Mais ils se battent tous les jours et les nouveaux qui arrivent amènent aussi de la fraîcheur. Donc on est très content de travailler chaque jour et on sait qu'on s'améliore chaque jour, donc c'est important. Allez, riparti Mawa. On è finita la giornata, comincia appena. Ci la riapprova
a mangiarsi qualcosa e così possiamo andare per la seconda parte della giornata. A presto. Allez, ci siamo. Seconda parte della giornata, di mangiato bene. Ora voglio cercare la nostra amica Marie-Jo che mi ha accompagnato per la seconda parte della giornata in due mandati verso Algio per due registramenti di l'emissione che voi conoscete bene se voi seguite la metoda SLT di poi 2020 che si chiama I Sapientoni in due andiamo, impariamo assai, giochiamo ma soprattutto ci campiamo. Ci siamo giunti, siamo arrivati con la nostra amica Marie-Jo di Basta Parla che ci ha accompagnato per questa emissione, per questo registramento. E sono contenta, è la prima volta, donc buongiorno a tutti e forza! Ça passa bene. A presto. Donc siamo qui in cui piace di noi, in dei Sapientoni, in cui Veronica, che vi conosco, e tutta la squadra. Toi tu veux pas te filmer? C'è Eric che è venuto a posto a partecipare con noi da Bolivia e mi ha continuato due registramenti, mi perso prima, 220 punti. 220 punti per i turchini, 70 per noi. Ha dato 80 punti o 90 punti all'altra squadra e ora c'è il secondo registramento per rivincita e ma qua fa appena meglio. E se le T mondo contro se le T Corsica, accompagnati dai nostri amici Marc di Corsica Zen e Marie-Jo di Basta Parla. A presto.